Amici sportivi, buon pomeriggio. Le immagini di Chicco Piu ci portano al Franco Frogheri di Nuoro, dove per la 28ª giornata del campionato di eccellenza si affronteranno Nuorese e Ferrini Cagliari. Carboni dentro a cercare l'inserimento di Podda. Si alza la bandierina del signor Nurra. Si torna da Podda, anticipato da Emerson, recupera Cocco che arriva prima di Dore. Cocco lancia nello spazio Cosu. Cosu può entrare in area di rigore. Cosu prova a sorprendere De Luca con un pallonetto, ci arriva con la spalla, prova a conquistarlo, poi Carboni in anticipo su Pitirra, il pallone diventa buono per Manca, fermato da Mancusi, poi Pitirra prova a esplodere il destro dal limite dell'aria, palla alta sopra la traversa, inseguito da De Solis e da Aru. Podda scarica sulla destra, il pallone al centro e poi la deviazione di Zedda, palla fuori, occasionissima Ferrini. Pallone messo dentro da Cocco, Filia! De Luca se la trova lì. Pallone messo in avanti da Mancusi, Monastir che tenta un tema offensivo con Serra che prova a lanciare su Piroddi. Pallone troppo lungo, attenzione! Clamoroso autogol di Trini. Ferrini in vantaggio. Incredibile autogol di Matteo Trini che si dispera. Posizione, Cosu costretto a uscire, ma il numero di Cosu su Mudo entra in area di rigore. Cosu la mette verso il centro, non ci arriva Manca. La Ferrini, Nuorese che si difende quasi a pieno organico, fatta eccezione di Cosu. La battuta di Carboni, il colpo di testa da parte di Piroddi. Trini si distende e mette in calcio d'angolo. Il pallone in avanti, De Solis di testa, Manca, Tanda, invita l'azione Giuseppe Cocco, il pallonetto e la palla in rete, ma il gol è stato annullato. Salvezza per la squadra cagliaritana, 3 punti che non tolgono la Ferrini da ogni pericolo, ma che sicuramente danno ossigeno alla classifica. Arriva adesso il fischio finale del signor Mulas di Cagliari. La Ferrini espugna il quadrivio battendo la Nuorese per 1-0.